Nuove adesioni nella DC di Cuffaro, aderiscono 3 consiglieri comunali di Canicattì, Licata, Lo Giudice e La Greca. Chiesti 28 rinvii a giudizi per l'operazione Ibris avvenuta a Licata per spaccio di droga. A Gela la Polizia di Stato esegue 5 arresti per tentata estorsione per la vendita al mercato dei fiori al cimitero di Farello. I consiglieri comunali della DC di Agrigento chiedono chiarimenti al sindaco Miccichè per la riapertura della piscina, question time sulla tua, intervento del consigliere comunale Sollano. All'Istituto Fermi di Aragona consegna delle certificazioni Cambridge, al Gallo di Agrigento continuano gli appuntamenti con la protezione civile. Mandato comunicario ai catechisti di Favaro, organizzata da Lolilo Di Salvo, ampia la partecipazione. Una panoramica sportiva dei gol della settima giornata in Serie D Girone I. Benvenuti con l'appuntamento odierno di TV Notizie. I consiglieri comunali di Canicattì, Mimmo Licata, Giuseppe Lo Giudice e Gioacchino La Greca aderiscono alla Democrazia Cristiana. Stamani la presentazione ufficiale presso la sede della DC di Agrigento, alla presenza del segretario nazionale Toto Cuffaro, dell'onorevole Carmelo Pace e del segretario regionale Cirillo. Noi abbiamo seguito l'evento. Presidente, un partito che cresce, oggi anche nuovissime adesioni da parte di Canicattì. Un partito che lavora e quindi un partito che cresce. Oggi importanti adesioni di peso, nel senso che pesa più di me dal punto di vista dei chili, il mio amico Mimmo, ma soprattutto un partito che vede un presidente del Consiglio comunale, altri 2 consiglieri comunali, all'insegna di una scelta che è l'unica cosa che la Democrazia Cristiana può promettere oggi, che è la politica. Il nostro amico Mimmo e gli altri abbiamo promesso la politica, la partecipazione, la presenza, la scelta di voler difendere le cose che contano, la scelta di credere in alcuni valori che sono per noi irrinunciabili, la famiglia, la solidarietà, l'accoglienza, il lavoro, l'ambiente. Ecco, queste cose abbiamo promesso a loro, non è vero che non abbiamo promesso niente. E devo dire che queste cose loro sono venute a chiederci perché si potesse insieme far crescere la nostra comunità, perché la Democrazia Cristiana è un partito, ma è innanzitutto una comunità che vuole affrontare e farsi carico dei bisogni della società e della gente e risolverli portandole dentro le istituzioni, perché siamo un partito delle istituzioni. È una giornata importante, per me particolarmente perché ho un grande rapporto di stima con il mio amico Mimmo, ma è importante per l'intera Democrazia Cristiana che accoglie nella sua comunità, facendola diventare sempre più grande, 3 grandi persone per bene. Un partito in crescita, abbiamo visto il risultato della festa di Ribera, ma il prossimo sabato ci sarà un altro appuntamento politico importante che è il vostro congresso provinciale. Un partito che cresce perché lavora, una grande festa all'insegna di temi tematici, ma non soltanto di temi tematici, una comunità ha il dovere di affrontare i temi ma ha il dovere di stare insieme divertendosi. La festa dell'amicizia è stato una grande kermesse di partecipazione, di riflessione, di ragionamenti, di sviluppo di temi, di grandi persone che hanno partecipato, ma i nostri dirigenti hanno avuto anche la capacità e la voglia di divertirsi insieme. Sabato prossimo il congresso provinciale della Democrazia Cristiana all'insegna della partecipazione e del voto. Il partito si sta ristrutturando, ho bisogno, e ringrazio l'amico Carmelo Pace, ringrazio il nuovo segretario regionale che si stanno prodigando insieme a me in questo che deve essere per me in Sicilia l'ultimo sforzo, quello di ricomporre i partiti nelle varie province, perché io possa dedicarmi a far sì che quello che abbiamo fatto in Sicilia si possa fare anche fuori dalla Sicilia, e abbiamo già dei grandi segnali, abbiamo già grandi adesioni in Sardegna, in Basilicata, in Calabria, nel Lazio, in Piemonte, dove andrò sabato e domenica a fare il congresso regionale. Sono fiducioso che l'idea democristiana, l'idea di Sturzo, l'idea di De Gasperi, pensata da Sturzo nel 1919, oggi possa tornare a camminare con le nostre gambe
e a pensare con le nostre teste. Questa adesione alla DC cosa vuol dire da un punto di vista politico in una città importante come Canicattì? Un ritorno alla politica, un ritorno ad ascoltare la gente, a sentire i bisogni della gente e trasformare le idee in proposte. Questo è ciò che ci consente la democrazia cristiana, quello che noi vogliamo fare e vogliamo far crescere la democrazia cristiana partendo proprio dall'ascolto della gente, l'ascolto delle persone e tentare di risolvere insieme i problemi della gente e del territorio. Noi a Canicattì registriamo un'ulteriore importante adesione di 3 consiglieri comunali, lo facciamo perché, come diceva il Presidente Cuffaro poco fa, siamo un partito aperto, un partito che lavora costantemente al servizio delle proprie comunità. E abbiamo iniziato questo percorso già 2 anni fa e oggi ho l'orgoglio di poter dire che il partito a Canicattì è rappresentato in Consiglio Comunale da ben 5 consiglieri comunali, tra cui il Presidente del Consiglio e penso e spero che prossimamente avremo modo di reincontrarci per ulteriori e nuovi momenti. Qual è la vostra posizione nei confronti dell'attuale sindaco? Ma noi siamo alleati dell'amministrazione Corbo, abbiamo un assessore in giunta, un percorso che abbiamo iniziato già all'indomani delle elezioni regionali e grazie anche alla presenza costante sul territorio dell'amico Carmelo Pace che a Canicattì è di casa praticamente come se fosse quasi un deputato della nostra comunità e questo ha consentito la possibilità di poter aprire un confronto programmatico con l'amministrazione che si è concretizzato nei mesi scorsi con il nostro ingresso ufficiale in giunta e siamo alleati leali e speriamo di poter continuare a portare avanti il programma che ci siamo prefissati. Droga allicata per la maxi inchiesta Ibris, chiesti 28 rinvii a giudizio, il servizio. La direzione distrettuale antimafia di Palermo ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 28 persone coinvolte nella maxi inchiesta Ibris, l'indagine che ha fatto luce sulla piazza di spaccio che insisteva nel quartiere Bronx di Licata. L'operazione, ricordiamo, che fu eseguita nello scorso febbraio dalla squadra mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, che portò all'arresto di ben 25 persone, una delle operazioni più importanti della questura di Agrigento. La prima udienza preliminare è in programma il 13 ottobre davanti al GUP del Tribunale di Palermo, Stefania Brambilla. I reati contestati a vario titolo sono associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché di altri reati di diversa tipologia, ma tutti connessi alle varie fasi di commercializzazione della droga e in alcuni casi anche di armi pesanti. La richiesta di rinvio a giudizio è firmata dai sostituti procuratori della DDA di Palermo, Pierangelo Padova e Francesco Dessì, diversi gli imputati. L'indagine nasce del Bronx di Licata, considerato un vero e proprio fortino della droga. Le investigazioni sono state inviate nei confronti di uno degli indagati che nell'ottobre del 2020, a distanza di soli giorni, si era reso protagonista di vari episodi caratterizzati dall'utilizzo di arma da fuoco, tra cui uno che si è verificato a Licata, uno a Gela, il quale era rimasto indagato. La vittima emergerà dalle indagini che con la famiglia del suo aggressore gelese il presunto capo dell'organizzazione licatese avvierà una pactum sceleris finalizzata alla commercializzazione di stupefacenti. L'indagine svolta ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza su un gruppo criminale dedito alla commercializzazione dello stupefacente localizzato sul vasto territorio licatese e che aveva ramificazioni per l'approvvigionamento anche nelle province limitrofe di Catania e Caltanissetta. La struttura operativa dell'associazione indagata si dimostrava particolarmente efficace e pericolosa in quanto capace di stringere accordi criminali con tanti soggetti dediti alle medesime attività, radicati nei territori di Gela e ricordiamo anche Catania e Caltanissetta, aprendo altri scenari investigativi sui quali la squadra mobile raccoglieva gravi indizi con il sequestro di rilevanti quantità di droga. Oggi, 13 ottobre, la prima udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale di Palermo, Stefania Brambille. A Gela la Polizia di Stato esegue 5 misure cautelari per tentata estorsione e lesioni gravi. Gli indagati potrebbero aver tentato di condizionare il mercato della vendita dei fiori a Gela al cimitero Farello.
La squadra mobile e il commissariato di pubblica sicurezza di Gela oggi hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale della custodia in carcere emessa dal GIP di turno nel corso delle indagini preliminari su richiesta della DD antimafia di Caltanissetta nei confronti di 5 gelesi per tentata estorsione e lesioni gravi. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Caltanissetta e hanno avuto avvio lo scorso mese di febbraio, quando la Polizia di Stato ha appreso che un imprenditore titolare di una nota rivendita di fiori ubicata nei pressi del cimitero Farello di Gela, alcuni mesi prima sarebbe stato avvicinato da un uomo il quale, in concorso con altri soggetti ritenuti appartenenti alla consorteria mafiosa della Stidda gelese, avrebbe avanzato richieste estorsive volte a creare un vantaggio alla propria attività commerciale attiva nel medesimo settore merceologico. La vittima avrebbe subito una serie di attentati intimidatori culminati in una vera e propria spedizione punitiva che si è concretizzata col pestaggio dello stesso imprenditore e di alcuni suoi familiari, i quali avrebbero riportato gravi conseguenze fisiche. Nel corso dell'aggressione, che sarebbe avvenuta proprio all'interno dell'attività commerciale della stessa vittima, uno degli indagati si è presentato come figlio di un boss mafioso e avrebbe richiesto il pagamento mensile di una consistente somma di denaro come presupposto per poter proseguire l'attività di commercio dei fiori, ricordiamo, nel cimitero di Farello, il secondo cimitero di Gela. Nel corso delle indagini sarebbero emersi molteplici riscontri oggettivi in ordine alle contestazioni mosse agli indagati e giudicati sussistenti gravi indizi di colpevolezza dal giudice per le indagini preliminari e sono state emesse le misure cautelari personali della custodia in carcere. Chiarimenti sulla piscina comunale, il sindaco venga a riferire in aula, questo quanto affermato dal gruppo consiliare della Democrazia Cristiana di Agrigento, formato dai consiglieri Zicari, Vitellaro, Bongiovi e Spataro, il servizio. Continua il dibattito sulla prossima apertura della piscina comunale di Agrigento. Il sindaco venga a riferire in aula, questo quanto affermato dal gruppo consiliare della Democrazia Cristiana al Comune, formato dai consiglieri Zicari, Vitellaro, Bongiovi e Spataro. Nel question time di mercoledì 11 ottobre, affermano i 4 consiglieri comunali della DC, si è creata un po' di confusione sugli interventi che porteranno alla riapertura della piscina comunale di Villaseta. L'amministrazione ha con fermezza annunciato che vi sarà una proroga del contratto con il gestore, ma non è stata chiara su un punto: se la manutenzione ordinaria e straordinaria tocchi al comune o al gestore. Se la manutenzione straordinaria della piscina comunale, chiedono i 4 consiglieri della DC di Agrigento, è a carico del gestore, come si evince dalle carte, a fronte di un canone anno da 2.000 euro, perché si è perso tutto questo tempo per il suo acquisto? Perché il comune autorizza solamente ora il gestore all'acquisto, legando l'acquisto alla proroga? Non poteva già farlo lo scorso anno, restituendo agli agrigentini il diritto di effettuare le terapie che richiedono l'uso della piscina, auspicando ovviamente che venga subito riaperta la piscina e che possa lavorare in maniera efficiente anche in continuità con la passata gestione. Chiediamo i 4 consiglieri della DC al sindaco di venire a riferire in aula, di fare luce sui passaggi giuridici della vicenda, di spiegare chiaramente perché hanno privato per tutto questo tempo chi doveva utilizzare la piscina come terapia di questa possibile soluzione. Era così facile e immediata, e di accertarsi di mettere al sicuro il comune di Agrigento da eventuali futuri danni. E sempre sul comune di Agrigento, question time relativo alla TUA, che avrebbe ripristinato il biglietto non più a corsa ma a tempo, e se ci sono notizie sul nuovo bando predisposto dal comune, in quanto il contratto attuale con la TUA e il comune è già scaduto e la continua di proroga. Le richieste sono state fatte dal consigliere Alfonso Sollano all'assessore al ramo Principato, presente in aula. Presidente, vorrei approfittare della presenza dell'assessore Principato, che è l'assessore al ramo, per chiarire alcuni punti. Assessore, mi hanno detto che la TUA ha ripristinato il biglietto non più a corsa ma a tempo. Questa è la prima. La seconda domanda che le volevo chiedere, che credo che sia la cosa più importante, se ha notizie, se gli uffici hanno predisposto già il bando. E la terza e ultima domanda:
dopo che si è composta la commissione speciale, si è riunita, abbiamo fatto diverse commissioni, abbiamo lavorato per un paio di mesi, onestamente quasi un giorno sì, un giorno no, ho visto che la tua, come per inganno, mette degli adesivi pubblicitari all'interno degli autobus, vedo che mi dà conferma, dove dice che noi tutti gli utenti possiamo controllare con il barcode gli orari e gli arrivi degli autobus. Ma perché prima questo la tua non l'ha fatto? Perché nessuno mai ha detto alla tua, scusa tua, poi il biglietto un po' decide di farlo a corsa, un po' decide di farlo a tempo. Ma è a statuto speciale su statuto speciale? Già la Regione Sicilia è a statuto speciale. La tua rientra in una cosa ancora più speciale? Rispondo semplicemente, non è cambiato nulla, sostanzialmente è cambiata la mole di verifica che stanno facendo gli uffici e anche diciamo, la spinta da parte dell'assessore che si sta muovendo con gli atti di indirizzo e con una serie di procedure per una verifica contestuale di quello che effettivamente è la previsione del contratto. Cioè quello che è stato fatto a oggi è verificare tutte le prescrizioni di contratto e chiedere costantemente agli uffici se effettivamente quelle verifiche che il contratto prevedeva erano state previste o meno. In alcuni frangenti abbiamo avuto risposte negative, nel senso che non si erano avviati determinati controlli, determinate verifiche, alcune pervenivano già su autodichiarazioni che faceva la tua, perché ovviamente c'è un pagamento trimestrale, quindi lì c'era un ritorno di informazioni, e altre ovviamente su richiesta del dirigente alla ditta poi avevamo un ulteriore riscontro. Relativamente al discorso del biglietto, la previsione era una previsione contrattuale, quindi le sollecitazioni che ha avviato il sindaco direttamente con un atto di indirizzo e con una lettera scritta direttamente alla tua nel gennaio del 2022, dove ribadiva il concetto del biglietto a tempo, che era una previsione tariffaria prevista dalla Regione, e quindi una serie di interlocuzioni, e poi alla fine hanno spinto sostanzialmente e hanno fatto comprendere alla società che le tariffe di corsa semplice con biglietto acquistato a terra, perché quella è la differenza, che è prevista nella tariffa, ha un pagamento tariffario ed è previsto che venga fatto a tempo. Per quanto riguarda il bando, gli uffici stanno lavorando con grosse difficoltà, perché ovviamente c'è una riduzione al solito, una serie di attività, e quindi essendo un'attività specialistica il trasporto, come vedete voi che ci avete lavorato anche come commissione, è abbastanza complicato, diciamo, da seguirla, ma soprattutto è più complicata in un'ottica di previsione di quello che dovrebbe essere il nostro futuro. Vero è che ci sono degli strumenti a cui noi possiamo fare affidamento, c'è il piano urbano di mobilità sostenibile che ovviamente è agli atti dell'amministrazione e su cui l'amministrazione ovviamente deve dare seguito, prevede determinati sviluppi di trasporto perché è legato a una serie di dati che il trasporto pubblico locale associato ad altre attività, quali possono essere il bike sharing, il carpooling, il bike sharing stesso, cioè tutta una serie di attività che il piano urbano di mobilità sostenibile prevedono, quindi in un'idea di città con mobilità mista, e danno già, diciamo, determinate indicazioni su quello che è un percorso da seguire. Gli spunti che escono fuori dalla Commissione sono stati anche, diciamo, oggetto di atti di indirizzi che abbiamo fatto ai dirigenti, del perché determinate tratte che potevano essere sottoposte alla verifica della Regione, eccetera, non sono state migliorate o sono state diminuite, anche perché per capire sostanzialmente come funzionava il processo, e lì le criticità sollevate dai cittadini e il lavoro anche da voi svolto, ne abbiamo parlato in Commissione, potrà portare sicuramente degli sviluppi per migliorare la situazione. Quella della pubblicità è un'attività pubblicitaria che è prevista all'interno del contratto, che sta ovviamente nasce anche da da un'osservazione, perché chi guarda le tabelle della tua e si ferma sulle fermate, il primo io non riesco a traguardare con lo sguardo, perché infatti ho messo gli occhiali, non riesco a guardare
gli orari che sono previsti e soprattutto non si riesce a seguire in tempo reale se c'è un ritardo o meno. Noi siamo deficitari ovviamente su una tabella eccetera, però il servizio trasporti, se voi entrate nella sezione della TUA, che è all'interno dei trasporti, ovviamente è il sito dell'azienda che oggi gestisce i trasporti urbani, essendo già dal punto di vista normativo dotati i mezzi di un GPS, hanno anche loro stessi un sistema che monitora, diciamo, il loro andamento. Manca l'interfaccia fornita al comune, cioè il comune oggi non ha la possibilità, e ne abbiamo fatto richiesta, di verificare effettivamente quali sono i percorsi in tempo reale o gli eventuali ritardi connessi. Probabilmente anche nell'app di cui il comune si è dotato ultimamente, dove stiamo cercando di mettere dentro tutte quelle che sono le attività, i servizi e le eventuali problematiche che il comune gestisce. Sono più di 630.000 euro la cifra degli incassi accertati dalla riscossione dei condoni edilizi e dei permessi di costruire nel terzo trimestre di quest'anno, confermando l'ottimo risultato ottenuti per gli anni precedenti 21 e 22. Nel dettaglio, spiega l'assessore Gerlando Principato, sono stati incassati 661.194 euro solo dalla riscossione dei condoni edilizi e 909.794 euro per i permessi di costruire. Si mantiene pressappoco costante l'incasso del condono edilizio, si registra invece una crescita di permessi di costruire, un risultato atteso poiché ottenuta la concessione edilizia in sanatoria si elimina il freno al mercato e si sbloccano le compravendite, si attivano le iniziative per la rigenerazione del territorio e si garantiscono quelle entrate nelle casse necessarie al Comune. Fino a settembre del 2023 si è registrato, continua l'assessore al ramo Principato, al medesimo periodo degli anni passati un più 524.635 euro, più 58% rispetto al 2020 e più 213.000 incassi pari al 23% in più rispetto al 21, più 402.000 circa euro rispetto al 22, con un incasso del 44% maggiorato. Queste somme introitate, spiega l'assessore Principato, saranno utilizzate dall'amministrazione comunale per la manutenzione e il decoro delle strade, per il miglioramento dei servizi. In questi 2 anni e mezzo, continua Principato, sono stati accertati 3.765.000 euro di incassi complessivi dalla riscossione dei condoni edilizi e più di 3 milioni di euro dai permessi di costruire, un risultato non indifferente nel segno della continuità, il cui merito, dice l'assessore, va ai tecnici e amministratori del comune di Agrigento, in cui ho creduto fin dal primo mese di insediamento. A breve si aggiungeranno i tecnici esterni, cui abbiamo affidato degli incarichi di espletamento delle pratiche di condono edilizio. Rivolgo, conclude quindi Principato nel suo comunicato, un invito a quanti non hanno ancora completato il pagamento del condono: non attendete il dinetto della pratica e l'ordine di demolizione, perché non sarà più possibile condonare. Nuove apparecchiature tecnologiche in arrivo negli ospedali di Agrigento e Sciacca, acquistati una colonna video laparoscopica e 2 moderni cardiotocografi. Il servizio. Nuove apparecchiature tecnologiche in arrivo negli ospedali di Agrigento e Sciacca. Sono stati infatti acquistati una colonna video laparoscopica e 2 moderni cardiotocografi. Si potenzia la dotazione di attrezzature tecnologiche e di dispositivi diagnostici nei presidi ospedalieri di Agrigento e Sciacca, grazie alla recente approvazione e aggiudicazione di una gara avvenuta in via telematica. L'unità operativa complessa di chirurgia a San Giovanni di Dio di Agrigento potrà contare ora a breve su una nuova colonna video di ultima generazione in grado di offrire alti standard nella qualità delle immagini e di consentire avanzati interventi mini-invasivi in estrema sicurezza. La direzione strategica dell'ASP di Agrigento ha infatti già deliberato l'acquisto per un investimento di oltre 230.000 euro che andrà a potenziare ulteriormente la quantità e la qualità delle prestazioni chirurgiche del reparto diretto dal professor Carmelo Sciumè.
Nuove dotazioni in arrivo all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, dove presso l'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia diretta dal dottor Salvatore Incandela saranno consegnati 2 moderni cardiotocografi antepartum, strumenti utili a garantire la sicurezza del nascituro, monitorando con precisione la frequenza cardiaca fetale e le contrazioni uterine. La promozione e la prevenzione della salute nelle scuole per gli adolescenti, il primo incontro è avvenuto a Palermo a Villa Amalfitano. La prevenzione in oncologia, l'arma migliore contro il cancro. Questo il tema del confronto che si è svolto oggi a Villa Amalfitano a Palermo, alla presenza di un gruppo di studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori a cui è stato dedicato l'incontro. All'evento, moderato dal giornalista Carmelo Nicolosi, hanno partecipato fra gli altri l'assessore alla salute Giovanna Volo e il dirigente del DASOE Salvatore Requirez. La prevenzione primaria costituisce proprio a livello di comunicazione uno dei capisaldi della prevenzione del piano regionale della prevenzione che ha adottato un paio di anni fa la regione siciliana, perché si rivolge sostanzialmente e soprattutto alla popolazione che non soffre di alcuna malattia, quindi delle persone che sono orientate a mantenere intatti i propri livelli di salute. La rimozione dei fattori di rischio quali il fumo, l'obesità, il sovrappeso, il controllo del diabete, la prevenzione degli incidenti stradali, degli incidenti domestici e poi le pratiche di adesione al calendario vaccinale che costituisce uno dei gioielli di organizzazione della nostra regione, perché in questo momento il Piano Nazionale della Prevenzione ha registrato un'adesione da parte della regione siciliana che la colloca nelle prime 6 regioni d'Italia, risultato che non si era mai registrato negli ultimi 20 anni. La prevenzione è comunque l'arma più forte ed efficace contro qualunque malattia. È ovvio che ogni malattia ha le sue peculiarità e quindi la prevenzione cambia in base al tipo di patologia a cui ci stiamo riferendo. Nell'ambito delle attività di prevenzione contro il cancro hanno una rilevanza enorme gli stili di vita, l'alimentazione, evitare consumi eccessivi di sostanze come possono essere l'alcol, ma certamente è una cosa che va compresa, va condivisa sin dalla prima giovinezza, se non addirittura ancora prima. Infatti sono molto contenta che nell'incontro di oggi c'è questa massiccia presenza di studenti, perché è da lì che si comincia a imparare che condurre una vita sana significa garantirsi una poi età superiore, naturalmente un'età adulta, sempre più sicura e più tranquilla. La cosa che poi è importante nell'ambito della prevenzione oncologica ovviamente sono gli screening, che comunque rappresentano la possibilità di conoscere, riconoscere, individuare in fase precocissima eventuali condizioni di malattia che si possono presentare. Cerimonia di consegna all'Istituto Fermi di Aragona, diretto dalla dirigente scolastica Elisa Casalicchio, sulle certificazioni Cambridge a cura dell'Accademia d'Astra di Raffadali, il servizio. Presso l'Istituto Fermi di Aragona si è svolta la cerimonia di consegna delle certificazioni Cambridge a cura dell'Accademia d'Astra di Raffadali, nella persona del direttore didattico professor Giustino Alessi, che ha preparato gli alunni a sostenere gli esami ufficiali nell'anno scolastico 2022-2023. L'evento assume maggiore rilevanza considerando che l'Istituto Enrico Fermi è il primo istituto tecnico professionale della provincia di Agrigento ad avviare un percorso di preparazione al conseguimento di una certificazione riconosciuta a livello internazionale che consentirà agli studenti di accedere con competenza al mondo delle professioni e delle università. Questo progetto di potenziamento della lingua inglese è stato fortemente voluto dalla dirigente scolastica dottoressa Elisa Casalicchio, dal fondatore dell'Accademia dottor Giuseppe Ferro. Essenziale è stato il supporto dell'assistenza delle referenti per le lingue straniere, le docenti Liana Tuttolomondo e Carla Lopresti. Certo, anche andando all'università vi servirà sicuramente.
Però dico, ormai non si fa un colloquio di lavoro senza che un titolare chieda necessariamente che i propri dipendenti abbiano conoscenze nella lingua inglese. Ma dico, al di là dell'essere dipendenti di un'azienda e conoscere l'inglese, voi sarete imprenditori sicuramente, qualcuno di voi aprirà delle aziende. Da meno vi servirà sicuramente anche dal punto di vista proprio della socializzazione con i vostri coetanei. Noi abbiamo avuto l'esperienza dell'Erasmus 2 anni fa, i nostri ragazzi sono andati e quest'anno la stiamo riproponendo, e i nostri ragazzi sono stati in Portogallo, qualcuno c'è, quindi ne possono parlare proprio per esperienza personale. I nostri ragazzi sono stati in Portogallo, sono stati in Spagna, e credo che l'unico modo per poter comunicare con i loro coetanei era proprio l'inglese. Dicevo, oggi siamo arrivati a completare questo percorso formativo che è iniziato lo scorso anno e si completa, come tutti i percorsi formativi, con l'attribuzione ad ognuno di voi di una certificazione Cambridge. Questa certificazione che avete acquisito frequentando questi corsi che lo scorso anno sono stati attivati dal nostro istituto. È stata un'esperienza, almeno io l'ho vissuta un po' dall'esterno, però è stata un'esperienza veramente positiva e importante. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Al via a Catania la didattica italiana, edizione siciliana, iniziativa è servita per riunire la dirigenza degli ambiti territoriali siciliani per un momento di incontro e confronto per l'intero mondo scolastico isolano. Presenteremo tutte le iniziative che serviranno per qualificare ancora meglio la scuola siciliana. Sono decine di milioni di euro che saranno spesi in tutte le scuole siciliane e che riguarderanno non solo la didattica, ma l'obiettivo e la volontà della Regione di strutturare le scuole in maniera diversa, cioè fare svolgere alle scuole non soltanto una funzione didattica, ma anche fuori dall'orario scolastico, educativa, sportiva, sociale, culturale, ricreativa. Insomma, le scuole devono stare aperte. Bufalino diceva che ci vogliono un esercito di maestre elementari per combattere la mafia. Io dico che ci vuole un esercito di insegnanti per cambiare la Sicilia, e le insegnanti le troviamo tutti nella scuola. Quindi il vero ringraziamento va a tutti quelli che ogni giorno lavorano nella scuola per formare le nuove generazioni. È un'occasione importante per tutta la Sicilia, la presenza da tutte le parti della Sicilia e da ogni provincia siciliana lo testimonia. Sono occasioni importanti per ricordare tante cose, l'importanza dell'intelligenza artificiale, il mondo verso il quale andiamo e l'importanza dell'ambiente in questo contesto. Ambiente che diventa determinante anche nel mondo della formazione. La Sicilia è strategica per tante cose, la sua geodiversità, la sua biodiversità, ma soprattutto in questo particolare periodo storico l'importanza strategica all'interno e quindi al centro del Mediterraneo. Continuano gli appuntamenti della settimana dedicata alla protezione civile indetti dalla Prefettura di Agrigento. Oggi approfondimento all'Istituto Gallo diretto dalla dirigente scolastica Giovanni Pisano. Noi abbiamo seguito l'evento. Continuano gli incontri della protezione civile, d'altronde questa è la settimana dedicata al tema. Ieri la vostra sezione nautica era a Porto Empedocle per fare la capitaneria di porto, oggi qui direttamente presso l'aula del Gallo. Ecco, sono momenti importanti anche per i ragazzi, per l'approfondimento considerata la materia. Sì, sono momenti di formazione e di informazione importantissimi che rientrano a pieno titolo in quelli che sono gli obiettivi formativi della scuola. Ringrazio la Protezione Civile del Comune di Agrigento, il dottore Sciara che oggi è qui presente assieme ai suoi collaboratori per informare i ragazzi su quella che è la cultura della prevenzione, la cultura della sicurezza, perché al di là del fatto che dobbiamo essere pronti ad affrontare qualunque tipo purtroppo di emergenza
emergenza che può essere idrogeologica, che può essere sismica o di altra tipologia, dobbiamo soprattutto acquisire quotidianamente dei comportamenti corretti, dei comportamenti responsabili, in modo tale che possiamo proteggere direttamente noi stessi, ma anche chi ci sta attorno e l'ambiente, affrontando nella maniera giusta le varie situazioni. Questo è lo scopo dell'incontro di oggi, un incontro, devo dire, seguitissimo dai ragazzi sia dell'Istituto Gallo, dell'Alberghiero, ma anche del Brunelleschi, perché di grande interesse, cioè proprio calato nella realtà del quotidiano, purtroppo un quotidiano che diventa giorno dopo giorno sempre di estrema attualità, date le notizie che sentiamo dai telegiornali, leggiamo sui giornali, quindi dobbiamo essere realmente pronti ad affrontare, e noi come scuola dobbiamo essere pronti a dare questo tipo di educazione ai nostri ragazzi. Da pochi mesi lei ha preso il nuovo incarico al Gallo, ecco, qualche novità, si è già resa padrona dell'intero istituto, cosa ci può anticipare in merito anche all'attività didattica? Oddio, essere padroni forse non ci riusciremo mai, o comunque non nei primissimi giorni, ecco. Però devo dire la verità, ho chiaramente da subito preso atto dell'esistente e su quello cominciare a incardinare la mia azione dirigenziale, dando chiaramente attenzione alla priorità, che è quella della formazione e dell'educazione dei ragazzi, ma come l'iniziativa di oggi testimonia e dimostra, alla sicurezza, perché si lavora, si opera serenamente in un ambiente che garantisce sicurezza, che dia sicurezza ai ragazzi, che dia sicurezza agli operatori scolastici e che ci permetta veramente di essere tranquilli da questo punto di vista, perché è un ambiente sano, un ambiente che aiuta il benessere di chi vi opera, predispone bene agli apprendimenti e predispone veramente alla crescita educativa e formativa. Ecco, momenti formativi come questo, dove i ragazzi acquisiscono nozioni di protezione civile, quanto sono importanti, non solo anche per la didattica scolastica, ma anche per la propria formazione personale? Sì, indubbiamente, anche perché si legano alle attività di protezione, del servizio di prevenzione e di protezione scolastico. Fra l'altro noi ci leghiamo con le nostre attività alle attività di protezione civile comunale durante le nostre simulazioni in evacuazione, simulazioni per sisma, per incendio, e quindi questo è un completamento delle attività che svolge la scuola nei confronti dei ragazzi e di tutta la popolazione scolastica. Mandato comunitario ai catechisti di Favara, organizzato quest'anno da Don Lillo Di Salvo, parroco della chiesa Beata Maria Vergine di Tutte le Grazie a Favara. Il servizio di Don Diego Acquisto. Importante manifestazione religiosa ieri sera a Favara per l'inizio del nuovo anno pastorale, e il Consiglio pastorale cittadino, dopo la pausa estiva, tramite l'area specifica di catechesi, area Emmaus, guidata dalla signora Costanza Scibetta Maria e soprattutto da Don Lillo Di Salvo per il clero, ha organizzato il mandato comunitario a tutti i catechisti delle 9 parrocchie della città. Tutti assieme hanno ricevuto il mandato, ognuno gridando il suo impegno, un impegno di testimonianza per tutto l'anno pastorale nel settore delicatissimo della catechesi, educando i ragazzi alla fede nel contesto delle particolari esigenze del luogo e mettendo in conto anche le possibili difficoltà. Inaugurata oggi a Palermo il nuovo waterfront di Marina Yachting, sarà presente nel pomeriggio anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Sentiamo la corrispondenza di Palermo. Il nostro obiettivo era proprio questo, rompere quella conflittualità che ho trovato, che era nelle carte, negli incartamenti con il ricorso al TAR verso il piano regolatore del nostro porto da parte del Comune, e che era anche visiva, perché oggettivamente si capiva che c'era una barriera, che il porto rappresentava un enclave. Ricordiamoci che in questo luogo
c'erano 200.000 metri cubi di strutture fatiscenti, 2 gru altri 54 metri mai utilizzate e pagate 80 miliardi negli anni 70, c'erano 4 scaricatori, 29 silos d'acciaio, semirimorchi dappertutto, barche tirate a secco con sottotavoli dove le persone a proprio rischio e pericolo magari mangiavano o godevano di buon cibo. Ecco, noi abbiamo cercato prima di demolire, poi di ricostruire, ma con un occhio attento alla ricocitura di quella ferita tra città e porto, rendendo questo spazio sì funzionale alla creazione di economia reale, ma anche un grande spazio pubblico per la città di Palermo e per i propri cittadini. Cosa può dare a Palermo appunto questo molo? Può dare tutto, può raccontare innanzitutto che le cose si possono fare, può raccontare, può far comprendere che in luoghi come questi ci lavoreranno circa 1000 persone, può raccontare che l'economia reale è possibile creare e che si deve vivere in questa terra con la creazione di economia reale e non con l'assistenza, ma soprattutto si deve raccontare che ecco, il messaggio che noi vogliamo dare è che i porti rappresentano un grande valore aggiunto per le città. Se le istituzioni imparassero a collaborare, a comunicare, i porti sono generatori non solo di bellezza, sono generatori di economia reale, sono generatori di efficienza, quindi riescono a dare un contributo fattivo anche all'economia delle città che li ospitano. E a Messina per il porto di Tremestieri mancano i fondi, l'intervento della UIL. Tremestieri, tanto tuono che piove, voi lo avete detto, adesso l'impresa batte cassa, se non ci sono i 43 milioni previsti in più nessun operaio metterà piede all'interno del cantiere. La UIL lo dice ormai da tanto tempo. Purtroppo, e sottolineo purtroppo, gli eventi ci danno ragione perché quel cantiere è chiuso e resterà chiuso nonostante le intenzioni e i proclami ottimistici che ci sono stati all'indomani della transazione con la Coedemar. Quella delibera che anche in quell'occasione la UIL mise sotto i riflettori perché si facevano i conti senza l'oste, cioè mancavano delle risorse importanti, mancavano i 17 milioni che verranno probabilmente recuperati dall'autorità portuale, è un investimento del Ministero, ma soprattutto mancano ben 43 milioni dovuti al caro prezzi, che però è un effetto dei ritardi che sono stati generati nella costruzione di un'opera che dovrebbe essere già conclusa, quindi diciamo che un danno a monte già c'è. Potevamo aspettarci che una ditta seria mettesse mani al porto di Tremestieri senza avere garanzie sulle risorse e sulla presenza delle risorse necessarie. Noi questo dubbio l'avevamo ventilato perché quella transazione, quella delibera dell'amministrazione comunale non dava alcuna garanzia delle risorse. Ecco, i 43 milioni di euro chi li deve mettere? Palazzo Zanca fa sapere anche di aver sollecitato, di aver scritto al Ministero delle Infrastrutture. Il Comune però al tempo stesso ha detto l'assessore Mondello che si sarebbe potuto iniziare a movimentare il cantiere, ad aprire il cantiere con un primo lotto intanto utilizzando le risorse disponibili. La nuova azienda ha detto subito no, questo non è disponibile a farlo e ha detto chiaramente che non potrà rispettare gli impegni se non ci sarà da subito l'intera copertura dell'opera e quindi già il Comune si è infilato nell'ennesimo vicolo cieco. Chi metterà i soldi? Solo il Ministero e probabilmente bisogna finirla anche di essere arroganti col Ministero visto che si va lì col cappello in mano quando il Ministero parla di un commissariamento dell'opera. Il commissario non lo chiede, non lo invoca soltanto la UIL, anche alcuni partiti del centrodestra nelle scorse settimane, a cominciare dalla Lega, lo hanno detto in maniera chiara, l'opera va commissariata. La Lega ha in mano anche il Ministero delle Infrastrutture in questo momento perché il Ministro è l'onorevole Salvini, quindi può solo che essere conseguenziale. In Consiglio Comunale risulta che la Lega abbia chiesto conto e ragione di quella delibera, di quella transazione e questo lo abbiamo apprezzato perché è una delibera, ripetiamo, vuota di contenuti, soprattutto che non dava certezza sulle risorse. In questo senso è stato un intervento opportuno da parte della Lega e ci auguriamo però che arrivi una figura di un commissario super partes che dia certezza a questa città che quel cantiere possa veramente ripartire e finire in tempi certi, perché non basta ripartire, bisogna avere certezza delle risorse necessarie e anche dei tempi di completamento, certezze che il Comune non può più dare.
A Palazzo d'Orleans a Palermo ha assegnato il premio Alessi agli scrittori Catena Fiorello, Stefania Auci e Salvo Toscano. Sul podio la direttrice Beatrice Venezzi, il premio istituito dal governatore Schifano per valorizzare uomini e donne che si sono distinti in Sicilia per il loro impegno culturale e sociale per la comunità. Sono veramente molto felice di questo debutto palermitano, perché in effetti è la prima volta che dirigo in questa meravigliosa città, anche se non è certamente la mia prima volta siciliana. Il rapporto chiaramente con le istituzioni per me è estremamente importante, lo è stato in occasione del mio concerto a Natale presso il Senato con il Presidente Ignazio La Russa, e lo è altrettanto questa meravigliosa occasione, oltretutto in una cornice veramente spettacolare. Sono molto felice anche dell'empatia che si è subito creata con l'orchestra. Abbiamo avuto, devo dire la verità, poco tempo, perché incastrare le agende non è mai semplice, ma da subito è stato tutto molto semplice, ecco. Quindi sono veramente molto soddisfatta di questa esperienza e ringrazio il Presidente Schifani per questo invito. Al via all'Accademia Belle Arti Michelangelo la mostra fotografica Arte e Salute, emozioni positive attraverso i colori, aperta dal 13 al 28 ottobre. Noi eravamo sul posto del servizio. Al via presso l'Accademia Belle Arti Michelangelo di Agrigento, diretta dal professore Alfredo Prado, la mostra fotografica Arte e Salute, emozioni positive attraverso i colori, aperta dal 13 al 28 ottobre del 2023. Tra i diversi tipi di medicina alternativa non invasiva, la cromoterapia, psicologia del colore, riveste un rilevante ruolo. I colori infatti hanno il potere di rilassarci, stimolarci e anche calmarci. Questa scienza è utilizzata sin dai greci, egizi, Cina e India ed è accertato che l'influenza le funzioni dell'organismo a livello del sistema metabolico, nervoso e immunitario. La mostra consta di 30 pannelli fotografici e si prefigge di offrire all'osservatore sensazioni positive. La mostra, ingresso libero, è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, dalle 17 alle 19, dal 13 al 28 ottobre 2023. A Messina gli alberi piantati a marzo sono già secchi, uno spreco di denaro per l'ex presidente di Lega Ambiente. Assistiamo ad un fallimento, cioè a dire alberi che sono stati messi a dimora con uno scavo, con anche rovinando dei marciapiedi e poi abbandonati completamente. Io dico che non è stata messa una goccia d'acqua in questi alberi. Questi alberi alla base, come qua potete vedere, sono stati lasciati completamente con le erbe infestanti che hanno sovrastato completamente, addirittura in alcuni momenti erano alte 1,5 metri. Quindi gli alberi non sono andati avanti assolutamente e si sono persi. Qua in via Cordigueris su 10 alberi a -8 si sono persi, forse qualcuno ancora lo riusciamo a salvare come cittadini mettendo acqua nella base dell'albero, qualcuno forse lo riusciamo a salvare, ma non riusciamo a capire come in via Oratore della Pace, in via Santa Maria dell'Arco, in via Iaci, persino nella centralissima via Garibaldi, tutti gli alberi, la metà degli alberi piantati si sono persi. Lei ha avuto una risposta rispetto a questa lettera? Purtroppo nessuna. L'amarezza è che ho visto poi i taglia alberi che hanno completamente tolto le chiome e poi sono passati per tagliare i tronchi, adesso tra poco passeranno per togliere i sostegni e fare sparire questo che è purtroppo uno scandalo. Per lei si tratta di uno sperpero, uno spreco di denaro pubblico? Certamente, non è soltanto un'amarezza di attendersi, quando abbiamo visto questi alberi piantati, attendersi il verde, la bellezza e invece trovarsi il secco, ma constatare purtroppo che sono soldi persi. Passiamo dallo sport e vediamo una panoramica dei gol segnati durante la 7ª giornata del girone I della Serie D di calcio. Nessuna fuga solitaria, ma il ritmo imposto da Siracusa, Trapani e Vibonese può considerarsi una costante del primo mese di campionato. Le prime 3 della classe hanno tutte vinte in esterna. Vediamo il servizio della redazione di Wisport.
Nessuna fuga solitaria, ma il ritmo imposto da Siracusa, Trapani e Vibonese può già considerarsi una costante del primo mese di campionato. Denominatore comune della settima giornata del girone I di Serie D, le vittorie esterne delle prime 3 della classe. A dettare il passo è il Siracusa che al viaggio di Ippolito di Lamezia Terme si impone in rimonta per 4-1. Alla rete lametina di Saraniti segue l'autorete di Da Silva che fissa i primi 45 minuti sul punteggio di parità. Al Siracusa bastano 6 minuti per chiudere anzitempo la pratica. Le reti di Alma e Maggio indirizzano il match in favore degli azzurri che a tempo scaduto allungano con favetta. Sulla scia del Siracusa il Trapani che non sbaglia un colpo battendo il Canicattì a domicilio. La magistrale punizione calciata da Cocco porta avanti Granata che nel secondo tempo dovranno fare i conti però col grande cuore del Canicattì che agguanta il pari con il colpo di testa di Mesenes vanificato dalla doppietta di Samaché che timbra la 6ª vittoria su altrettante partite. Non resta guardare la Vibonese corsara all'Esseneto, cinica e spietata in 3 minuti. Le reti del primo tempo di Tandara e Convitto lanciano i rossoblù che nella ripresa dovranno mettere a freno il ritorno agrigentino che dimezza lo svantaggio con Di Mauro. Seconda vittoria consecutiva per la Reggio Calabria che al Granillo regola il Licata per 2-0 sugli scudi Nino Barillà, autore del gol dagli 11 metri, e suo anche l'assist per Marras che chiude i giochi. Di misura la vittoria della Ciriale che fa valere il fattore campo contro il Portici, l'incornata di Maltese al giro di boa del primo tempo vale 3 punti. Quarto risultato utile consecutivo per una rivitalizzata San Catardese che al fotofinish batte il Città di Sant'Agata con il rigore trasformato da Zerbo. Zona Cesarini che sorride anche alla Ragusa che spugna il campo dell'Ocri. Le reti di Vitelli e Oggiano in pieno recupero risolvono un finale thrilling ridando nervo e nuovo entusiasmo al campionato degli Iblei. Il terremoto tecnico non scalfisce i propositi della nuova Egea Virtus che tra le mura amiche soffre ma vince. Il mancino di Sgro porta avanti i giallorossi, Gioiese che agguanta la parità con De Marco, gol vittoria che porta la firma di Sebilongo. Basta un tempo al Real Casalnuovo per tornare alla vittoria. La doppietta di Reginaldo intervallata dalla rete di Dore ipoteca il successo dei campani. Il Castrovillari ha una reazione d'orgoglio che si rivela però tardiva. La doppietta di Varela non cambierà inerzia al match. Per il secondo turno consecutivo nessun pareggio, in archivio i 26 gol e la nostra 7ª goal collection che dà appuntamento al prossimo lunedì. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona giornata.